l'Italia, perché io ho scoperto anche tante particolarità che esistono solo ed esclusivamente nelle Marche, dalle grotte di Frasassi, che le conosciamo tutti, che però hanno magari anche a livello biologico degli aspetti, o geologico. Il Monte Conero è un punto importantissimo per le rotte delle migrazioni, quindi tutta una serie di cose che, andando a vedere, non abbiamo proprio niente da invidiare alle regioni circostanti. Si tratta di un libro, una guida alternativa insolita sulle Marche, che cerca di scoprire 101 aspetti inediti e luoghi insoliti della nostra regione. Ho cercato di fare una divisione un po' per province, quindi si parte dal capoluogo di regione, poi si va a Pesaro, Macerata, Ascoli, Fermo, e poi l'ultima parte del libro è dedicata a una serie di itinerari a tema, quindi sia enogastronomici sia a livello di cose particolari, come dagli eremi alle abbazie, alle terme, alle tracce di Dante, tutti aspetti un po' particolari. Macerata non è una città come tutte le altre, non è nemmeno, pensate, all'inizio dell'Ottocento, equiparabile ad Ancona, perché Macerata è la piccola capitale della Marca, vale a dire è la sede del governatore generale, del Tribunale della Rota, del Santo Uffizio, della sede vescovile, del delegato apostolico, di un'antica università e di molte accademie, tra cui la famosissima Accademia dei Catenati, a cui lo stesso Torquato Tasso aveva sottoposto la Gerusalemme liberata. Era di tre colori, sempre stata la più bella. Noi vogliamo sempre quella, noi vogliamo la libertà. Noi vogliamo sempre quella, noi vogliamo la libertà. La libertà, la libertà. Prima di lasciare il capoluogo marchigiano indirizzò una lettera di saluto e di ringraziamento ai suoi abitanti, scolpita a perenne memoria in una lapide del palazzo municipale. Addio, maceratesi. Voi avete meritato che ci vediamo da voi commossi e riconoscenti. Contristata l'anima ad allontanarsi da cittadini carissimi, noi vi dirigiamo la parola di amore, di fratellanza. Partiamo confortati dall'affetto vostro, da quello immenso, sublime, che voi nutrite per la sovrana nostra redenzione. E noi vi contraccambiamo con la dedica del primo fatto in cui potrà dirsi della regione che ha ben meritato della patria. Giuseppe Garibaldi, Macerata, 22 gennaio 1849.